Novità importante per quanto riguarda la Cina. Sembra infatti, ripeto, sembra infatti che attraverso il comunicato di Scott Bessent, attuale segretario del Tesoro americano, sembra che sia stato trovato, o meglio raggiunto, un accordo proprio tra gli Stati Uniti d'America di Donald Trump con la Cina per quanto riguarda il tema caldo delle terre rare e della soia o del soia, che dir si voglia. Non entro nello specifico anche perché qua su internet non ci sono informazioni aggiuntive, ma vengono riportate informazioni veramente molto molto sommarie, molto molto brevi, non troppo lunghe, azzardo a dire. Comunque sì, l'accordo per quanto riguarda la soia e le terre rare tra Stati Uniti d'America e Cina sembra che sia stato raggiunto pienamente parlando. Una buona giornata a voi.